Il terzo concorrente è pronto, se vuoi accomodarti un attimo vicino a me. Ti chiami? Fabio Stinco, vengo dalla provincia di Trapani, sono siciliano. Allora, aspetta, rifacciamo. Un po' di... Sono siciliano. Vieni, vieni. Ciao. Buongiorno a tutti, sono Fabio Stinco, sono siciliano, vengo Siciliano. dalla provincia di Trapani. È siciliano. Oh, è siciliano. Cioè, molti vengono da fuori, abbiamo avuto una concorrente adesso di Treviso e quindi tu sei di casa. La prima competizione, vero? Dico Questa bene? è la mia prima competizione, sono molto emozionato. Sei un po' emozionato? Vabbè, adesso vedrai che appena ti accinge la macchina del caffè espresso ti sembrerà di essere a casa tua nel tuo locale. Una domanda soltanto e ti lascio, così ti concentri. Perché ti sei iscritto a questa competizione di Latte Art Sky? Grazie a un amico Marco, ho fatto un corso da lui 2 anni fa e adesso sto facendo dei corsi con Sky e quindi sto cercando di conoscere, diciamo, il mondo Il più possibile, il mondo del caffè. possibile il mondo del caffè, cosa può fare un barista. Dai, un'altra domanda e poi ti lascio. per i Cosa ti clienti. aspetti da questa gara? Mi aspetto il meglio, cioè, che posso fare. Allora guarda, ti lascio il andare a possibile. prepararti, conosci le regole, il mio in bocca al lupo. Un applauso di incoraggiamento, dai. È siciliano, l'ha detto lui. Si è presentato, ha cominciato la sua performance, pressatura del caffè, pulizia regolare. Nel frattempo possiamo vedere le creazioni, se non le abbiamo già viste, forse mi sono sfuggite questa volta, che andrà a creare Fabio. Mi sono sfuggite. Le rivediamo. Più in basso avete il disegno in free pouring, più in alto invece quello con la tecnica del leaching. Forse non lo sanno in questa galleria che qua c'è un campionato italiano di latte art. Chi è che lo sa che qua si sta svolgendo al centro commerciale Papiri la semifinale valida per il campionato italiano di latte art? Lo sapete? Lo sapevi? Bravo, allora vieni a guardare. Il barista Fabio sta porzionando il latte in 2 lattiere, tecnica molto conosciuta dei baristi professionisti. In questo modo si dà la possibilità di avere nelle 2 lattiere la stessa percentuale, la stessa quantità di schiuma e di latte per eseguire 2 cappuccini identici. Primo cappuccino è servito. E anche il secondo cappuccino è servito, 3 minuti e 15 secondi. È di casa, gioca in casa, forza ragazzi, facciamo sentire un po' il vostro calore. Un
barista siciliano che gareggia in Sicilia. Fa non vincere, non so io. Con caffè siciliano. Quattro minuti trascorsi in questo momento, 5 secondi. 4 minuti e 5 secondi. Avanza 1 minuto e 50. Il concorrente sta andando tranquillo per la sua gara. Giudici impassibili. Per un attimo mi fermo qua in postazione. Mi ricorda qualcosa. Minuti in questo momento. Ieri c'ero io in gara, oggi ci siete, c'è Fabio, domani ci siete voi. This love is a blaze, I saw flames from the side of the stage and the fire brigade comes in a couple of days. Until then we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you, then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness I'm in deep. If anybody finds out, I meant to drive 15 secondi. 10. 5. Overtime. Ma il concorrente prosegue fino a 8 minuti. Prima semifinale italiana valida per le selezioni 2015 del campionato italiano di latte art Sky. In pedana c'è Fabio Stinco che sta terminando la sua performance. Stop. 7 minuti e 42 secondi. Wow. Ci hai fatto palpitare, Fabio. Quando puoi, che hai sistemato appena appena, ti aspetto. In un attimo ha già sistemato la macchina. Bah. Perché è finita la gara, ecco perché. Adesso è sciolto i flare. Poi abbiamo anche delle esibizioni oggi di flare, ho visto, quindi parleremo con i diretti interessati. Io non ci capisco un H di flare.
Fabio, qua con noi. Seduto. Ci hai fatto sudare. Te ne rendi conto? Com'è andata? Bene comunque, e sono contento di essere qua e di aver partecipato oggi e di conoscere te e No, Chiara nello stesso tempo. Abbiamo visto la stessa gara, vero? Per noi è sono andata bene. tremato, cioè, ho avuto un tremolio molto acceso. Ma già me l'aspettavo. Ma l'emozione, vabbè, ma è normale. Anzi, sono contento di questo perché vuol dire che è stato emozionante stare qui oggi. Se può consolarti, io l'ultima gara che ho fatto, dopo 9 anni di competizioni, tremavo più della prima, quindi vai tranquillo, non è un problema quello, l'importante è che i disegni vengano bene. Questo sono contento, sono arrivato al mio obiettivo, essere qua oggi. E ho una domanda per te. Spiegaci un po' il tuo percorso. Io non ti conosco, ti vedo oggi, ieri ti ho visto per la prima volta, lavori in una caffetteria, come ti sei approcciato a questo mondo? Me l'hai già detto prima, hai conosciuto Marco poi domani durante un corso di formazione, spinto realmente a fare una gara. Convinci Michele, che è qua con noi oggi in terza fila, di fianco alla sua ragazza, credo. Michele. Ok. Convinci Michele e Federica a iscriversi alla prossima gara. Perché dovrebbero fare una competizione? Prima di fare una competizione e iscriversi alla prossima gara penso che sia importante, come ho fatto io, o un corso base o anche Sky, fare un corso Sky. Quali sono i lati positivi? Perché? Lati positivi che uno impara tanto da questi percorsi. Io sinceramente sono qua, mi sono sfidato io, cioè una sfida con me stesso per fare capire alla gente, cioè del mio paese, della mia provincia, che è una provincia a sé stante, cioè a sé, che è un barista. Cioè oggi arrivano al bar un barista, cioè una cosa e viene molto screditato il nostro. Fabio, voglio fare... i lati negativi di una competizione? Non ce ne sono lati negativi, tutti positivi. Grazie Fabio. Ora vai, ti invito a sistemare e pulire la tua attrezzatura, se vuoi, I giudici poi non perdonano.